È il giorno della protesta qui a Cagliari dei ristoratori e la prima tappa è in Piazza del Carmine. Ci sono i rappresentanti, associazioni di categoria di chi non riesce praticamente a vedere una luce in fondo al tunnel della crisi. Un minuto per chi si è fermato, uno per riflettere, uno per ripartire insieme. Emanuele Frongia. Che sia l'inizio di un percorso insieme per dire che la Sardegna vuole ripartire, lo vogliamo fare insieme. Deve essere un monito per tutti quanti, per la politica, per i cittadini e per tutte le forze produttive. Quindi un appello decisamente chiaro. Pierpaolo Spada, presente anche lei. E quindi c'è questa crisi e adesso Sardegna zona arancione, numerosi problemi per il settore. Sì, il nostro è un appello corale che facciamo alla politica, a tutte le persone di buona volontà, perché si rendano conto del momento drammatico. Si pensi anche agli sviluppi futuri che non potranno che essere preoccupanti, e quindi in questo momento dagli operatori e dai decisori politici ci deve essere una corale attenzione a questi problemi e cercare tutti insieme di venirne fuori. Cartello tra le mani anche per Danilo Argiolas, numero 1 del Libarium. Lei ha detto a questo punto meglio il lockdown. Beh sì, o ci fermiamo con risarcimenti e ristori concreti oppure andiamo avanti e lavoriamo, non possiamo stare ulteriormente fermi, dobbiamo necessariamente essere coesi. Speriamo di essere un esempio per la nostra politica, che questa unione, se l'avessero avuta loro, probabilmente avrebbero prodotto regole più chiare. Ci sono anche gli artigiani che protestano, Riaschirru, quali i numeri del vostro settore? Diciamo che il nostro settore ancora sta reggendo, perché la prima casella che sta soffrendo è quella del commercio e dei ristoratori, però abbiamo ragione di credere che se questa situazione non viene risolta nei tempi opportuni e quindi velocissimi, anche l'artigianato potrà subire grossi colpi. Ci sono degli artigiani, se sì, quanti che hanno fallito o sono stati costretti a chiudere per sempre le proprie attività in Sardegna? Credo che ci siano, noi non abbiamo i numeri di tutti, ma solo dei nostri associati. Grazie a loro noi stiamo continuando ad andare avanti, sono persone capabili, persone determinate che si sono sapute riorganizzare in questa condizione difficile, ma non credo possano reggere ancora a lungo. Quindi chiediamo a gran voce, tutti uniti, che prendano in mano la situazione, creino un bel piano strategico ben definito che ci possa far capire che i risultati sono alla portata. In una battuta, più ristori, maggiori ristori? No, io direi che i ristori equivalgono anche a delle elemosine, nessuno vuole l'elemosina, noi vogliamo lavorare perché solo col lavoro l'uomo ha la dignità. Grazie. Cristiano Ardà, Will Tux, anche lei con il cartello di un minuto per noi, un minuto però non basta. No, un minuto non basta, serve scenario, programmazione e soprattutto rispetto per un settore. Non è un problema soltanto di aziende della ristorazione, lavoratori che lavorano all'interno di queste aziende, ma anche di indotto, quindi chi produce e chi fornisce servizi e beni alle aziende della ristorazione. A volte semplici imprenditori, semplici lavoratori autonomi, agenti e rappresentanti o dipendenti. Ben 56.000 persone in Sardegna, 10.000 aziende, un pezzo di economia che Solinas deve ovviamente prestare attenzione e convocarci il prima possibile. Anche il governo, naturalmente. Alcuni provvedimenti del governo potrebbero arrivare già a settore morto e sepolto, quindi la velocità della politica regionale qui deve fare la differenza. C'è anche Alberto Bertolotti, da sempre in prima linea, sin da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus. Lei ha detto: noi eravamo riusciti a risollevarci dopo 10 anni, 2019, adesso di nuovo a terra. Sì, e infatti siamo qua con questa azione simbolica per esortare i decisori, la politica a tutti i livelli a fare come noi, ovvero ad agire senza steccati, in coesione, perché da questo flagello se ne esce tutti insieme. È necessario uno scatto di umiltà, di dignità, di orgoglio, perché questa crisi sarà molto lunga, avrà effetti duraturi e bisogna affrontarla con le nostre migliori forze. Grazie. C'è Giuseppe Azzori, Fisascat CISL, anche lei molto ma molto preoccupato. Assolutamente sì, migliaia di lavoratori sono fermi, hanno avuto delle
dell'accesso ad ammortizzatori sociali che si sono rivelati del tutto insufficienti per mantenere una minima condizione di vita dignitosa. Se non ci saranno urgentemente delle scelte chiare, delle scelte definitive per far ripartire il settore, potrebbe essere troppo tardi. Ogni giorno che passa potrebbe essere troppo tardi. C'è anche Roberto Bolognese, Confesercenti, lei rappresentanza di quale settore esattamente, ricordiamolo? Ma soprattutto per quel che riguarda i bar e i ristoranti, sono 11.000 imprese, a rischio 2.500 imprese con tutto quello che ne deriva in termini occupazionali, ma soprattutto con la dispersione e la cancellazione di una professionalità, di un capitale umano di difficile ricostituzione, a parte tutto il valore aggiunto nel discorso di filiera, quante aziende coinvolge un ristorante e un bar. Io sono sempre dell'idea che tu mi chiudi e tu mi risarcisci. Se mi imponi una chiusura devo essere risarcito. A livello di aeroporto qual è la situazione? Lì si apre un altro fronte che appartiene al discorso trasporti e Dio solo sa se anche lì è stato trascurato. È inutile che qua in un modo o nell'altro ci dibattiamo tanto giustamente su attività ricettive e di ristoro se poi non portiamo i turisti, e lì non si capisce ancora bene che piega prenderà la cosa. In una battuta, i numeri dell'aeroporto continuano ad essere comunque drammatici. I 600 lavoratori per esempio che si trovano in cassa integrazione. Ma ripeto, ma non solo in termini occupazionali che hanno la loro valenza, ci mancherebbe altro, non la voglio sottovalutare, ma provate a immaginare che tipo di risposte noi potremmo dare alle attività ricettive e alle attività turistiche se non arrivano i turisti, se non abbiamo una programmazione, se non sosteniamo gli aeroporti che in questo momento sono colpevolmente trascurati.